Si è svolta ieri sera in piazza Aldo Moro l'edizione speciale La Finalissima della Gincana Automobilistica Città di Aragona 2019, dove ha visto trionfare la coppia di piloti Moncada Piergiacomo e Carmelo Buscemi in un tempo lordo di 4 minuti, 18 secondi e 42 millesimi di secondi e hanno guidato una macchina 112 in un tempo finale di 4 minuti, 2 secondi e 42 millesimi di secondi. Al secondo posto si sono classificati la coppia Pendolino Davide e Cipolla Giorgio in un tempo lordo di 4 minuti, 23 secondi e 76 millesimi di secondi, in un tempo finale di 4 minuti, 6 secondi, 72 millesimi di secondi. Al terzo posto si sono classificati Buscemi Carmelo e Moncada Piergiacomo in un tempo lordo di 4 minuti, 30 secondi e 42 millesimi di secondi, in un tempo finale di 4 minuti, 33 secondi, 40 millesimi di secondi. Gli equipaggi che hanno gareggiato erano 22, di cui oltre ai primi 3 che salivano sul podio, al quarto al decimo posto venivano premiati con una medaglia. Ad aver organizzato l'edizione speciale, la finalissima della Gincana Automobilistica Città di Aragona 2019, Marco Morelli dell'Alba Motorsport Racing, in collaborazione con Amici dello Sport, dei presidenti Carmelo Codia e Paolo Salamone, con il patrocinio del Comune di Aragona. A presentare la manifestazione Rita Stagno.